Una gravissima lesione alla testa che ha portato al parziale sfondamento del cranio e poi numerose ferite al torace. Quando Alex Marangon è caduto in acqua era ancora vivo. Sono i primi risultati dell'esame autoptico svolto dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Il giovane 25enne di Marcon non si è suicidato. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Le ferite alla testa sono compatibili con un corpo contundente, ma soprattutto quelle più gravi non sono derivate dal trascinamento del corpo nel Piave, talmente profonde le ferite che il ragazzo sarebbe morto anche senza l'annegamento, probabilmente arrivato alla fine. Effettuate anche tutti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane, come sembra, fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Due le piste sulle quali gli inquirenti si stanno muovendo, quella di una collisione con un'altra persona oppure che sia caduto da un'altezza tale da provocare gravissime lesioni. Nessuna ipotesi viene scartata, ma il risultato di questa autopsia apre scenari più inquietanti. Alex Marangon era arrivato a Vidor all'abbazia sabato, dove doveva partecipare a questo evento con riti sciamanici. Qui potrebbero, ma davvero è tutto da accertare, aver bevuto tisane a base di pianta, tra cui l'ayahuasca. Non solo, ma potrebbero aver effettuato anche il rito del Cambò, che prevede l'assorbimento di sostanze derivanti da una rana amazzonica. Si tratterebbe di una cerimonia che dà effetti psicotropi e allucinogeni. Questo spiegherebbe il comportamento del 25enne che alle 3 del mattino è uscito correndo e gridando. Dalle prime testimonianze sarebbe emerso che qualcuno potrebbe averlo inseguito. Poi tutto si avvolge nel mistero. I carabinieri continuano gli accertamenti e le indagini. In procura è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Se venissero dimostrate delle responsabilità, il capo di accusa cambierebbe.